Ciao a tutti. Se vi ricordate, la settimana passata ero nella SE con l'ultima immagine in cui vi mostrava l'arrivo del Super Camel a contrastare il musso canadese. E doveva arrivare sabato, in realtà le arrivava venerdì. Infatti lo zero termico era schizzato molto, molto in alto, a quasi 2008-3000 metri. Poi sabato e domenica è arrivato un po' di freddo, oddio, da noi altri no era, perché sì, è fiocà in Italia, ma è fiocà in Puglia e a Napoli, mi pare di aver sentito che fiocava anche a Napoli. Però da noi altri sicuramente non ne si è mi accorti di questo arrivo del famoso Buran che doveva arrivare a sconvolgere tutta l'Italia da nord a sud, eccetera, eccetera. Il sud sì, da noi altri invece, a parte un po' di freddo, freddo per modo di dirsene, a 2-3 gradi sotto zero, alla mattina durante il giorno col cielo bellissimo che è arrivato grazie appunto a un po' di vento. eh, Non ne si è neanche accorti che arriva appunto sto freddo. Le sta solo merito a questo che effettivamente è scomparso le nebbie e il cielo effettivamente era molto, molto, molto soleggiato, molto, molto blu, diciamo. Basta guardare le foto di sti giorni che girava. E no, una roba bella invece sì, quella l'ha fatto l'arrivo di questo freddo, fra virgolette, era. Sicuramente netta l'aria, quella la che voleva, non avrà portato freddo, non avrà portato piogge purtroppo, ma almeno la netta l'aria perché era, guardate, se vi ricordi, la settimana passata era veramente irrespirabile, venerdì soprattutto era una roba da mettersi le mani nei cavei, che non ho più fra l'altro, anche se ne mi affiocca prima mi tocca tagliarli. Comunque vabbè, vedi Sea, seppur con 2 giorni di ritardo, vedi nelle immagini adesso sullo schermo, il Super Camel le arriva. Già oggi l'avevamo un pochettino sentito, perché comunque ha fatto abbastanza caldino. E tra domani e giovedì sentiremo proprio nella maniera più assoluta, proprio si sentirà soprattutto in montagna, dove purtroppo lo zero termico schizzerà a 3200, 3400 e noi altri siamo anche fortunati perché se andiamo sulle Alpi del nord-ovest probabilmente là arriverà a 4000 metri. Sì, sì, 4000 metri, cioè quote tipiche del luglio-agosto. Già di luglio quando arriva a 4000 metri dice no, la neve, la va via, i ghiacciai, se desfa. Adesso immaginive del febbraio 3600 metri di quota. Allora, rido per non piangere perché ci sarebbe veramente da mettersi le mani nei cavi, cavarseli tutti e mandare a quel paese sto inverno maledetto, che continuerò a ripeterlo, che l'estate inverno, un non inverno. Cioè, è inutile che venga a dirmi ma però Gennaro ha fatto un po' freddo. Sì, certo, meno 0,28 gradi sotto le medie a Verona. E solo grazie alle minime, perché le massime stanno anche più alte del normale. Però Buttei, cioè, non è piovuto, non è fiocca, basta guardare il baldo. Ieri sono a fare una camminata, che verde, le giallo, dall'assenza di acqua che è. Quindi no, non è stato un inverno e lo ripeterò fin quando che noia. Ci sa che noi le capisse a tutti. Dopo verrò parole scatole in aprile quando dicono non è stata una primavera perché sicuramente farà caldo perché vedendo i titoloni che arriva fuori in questi giorni qua pare che è la primavera 40 gradi a maggio, boh, una roba da morire, dopo 40 gradi anche tutta l'estate, quindi vabbè, ne parleremo in un'altra occasione. Torniamo invece a bomba a quel che succede, quindi Super Camel da qua a giovedì sicuramente. Cosa significa? Temperature molto alte in montagna per la stagione, assolutamente fuori da ogni grazia del Signore, e con zero termico che va appunto a 3200 metri, basta pensare che a 1500 che è previsto 10-12 gradi, quindi c'è una roba esagerata. In pianura inversione termica, quindi probabilmente la mattina farà freschetto, durante il giorno no.
Che dell'ipotesi che si possa arrivare a sfiorare i 20 gradi, minimo che metto mia la mano sul fuoco, probabilmente al nord-ovest sì, noi altri, sono un po' indeciso su quella roba lì, comunque farà caldo. E farà caldo, punto di domanda, perché sapi sempre che quando si parla dei camel in inverno può dare anche arrivare delle nebbie, spero no come quelle che è stata la settimana passata col disastro sulla 22, però può dare sempre arrivare delle nebbie, cioè quelle non posso assolutamente escluderle nei prossimi giorni. E fin quando sicuramente non pioverà mia, ecco, quella metto la mano sul fuoco, febbraio si chiuderà senza più piogge e solamente grazie ai primi 3 giorni del mese abbiamo salvato la baracca, ossia più o meno chiuderemo in pari come il livello pluviometrico, ma teniamo presente che gennaio e dicembre è un disastro da quel punto di vista lì, quindi siamo abbondantemente sotto in inverno. Comunque vabbè, chiusa parentesi. E durerà sicuramente fino a giovedì, perché venerdì potrebbe arrivare una debole perturbazione che potrebbe portare qualche pioggia. Sicuramente, come vedi nelle ultime immagini, che però mi parlo già del fantameteo perché servì che se già oltre i 3 giorni, quindi venerdì per me le sa fantameteo, anche se lei da qualche giorno che pare che la situazione la sia quella, ma se sapi che se vi dico che fra 10 giorni arriva il camel, ma se vi dico che fra 3 giorni arriva l'acqua, probabilmente sbaglio. Quindi è sempre meglio andare cauti perché è più facile prevedere un camel che prevedere l'arrivo di una perturbazione. Quindi punto di domanda su venerdì, quando potrebbe cambiare le robe. Dopo Mine le Seole ve l'aveva detto, marzo è il mese in cui compiono mi, quindi pioverà di sicuro perché è questo il regalo che ho chiesto. No, non le mia vera in realtà, mi muoio domanda dell'altro, spero che l'abbia captato i vari messaggi subliminali. Comunque è il tempo che domanda l'acqua. Quindi se il tempo mi ascolta dovrei arrivare dalle piogge, magari in occasione del mio compleanno, che non vi dico mia quando l'è, e speriamo dai, che marzo, almeno marzo sia un mese che ci dia delle soddisfazioni in termini meteo. Soddisfazioni per me è un mese normale, non è un mese estremo, era noi mia la neve in pianura a marzo perché la sarebbe solo disastrosa, soprattutto per le culture che nei prossimi giorni le butterà gemme ormai dappertutto, quindi la neve può essere deleteria a marzo. Però la neve in montagna, me non la Medisea, è a marzo che la carga le montagne, e un po' più di temperature in linea con il periodo e qualche pioggia in più non la faremo male, soprattutto per le stagioni a venire, che a quanto pare dai soliti siti catastrofici le sarà un disastro dal punto di vista del caldo e dell'acqua. Bene, dai, non mi resta che salutarvi e ne sentiamo la prossima settimana, ok? Ciao ciao, anche a prima magari se che delle novità, però intanto non se ne vede. Ciao!